Presentato al Cine Concordia di Agrigento la prima del film Pirandello, il gigante innamorato, nell'ambito della rassegna Efebodoro, ritornata in città dopo alcuni anni d'assenza nell'ambito delle manifestazioni di Agrigento, capitale della cultura. Il film racconta la storia di Luigi Pirandello e delle 8 donne che hanno caratterizzato la sua vita, dalla madre Caterina alla nutrice, alle fidanzate, alla moglie Antonetta, alla figlia. L'attrice, figure che hanno dato vita alla sua arte e fonte di ispirazione attraverso un racconto che va dall'Unità d'Italia agli anni 30, con la voce narrante del bravo attore agrigentino Gaetano Aronica nel personaggio di Pirandello. Alla rappresentazione in sala erano presenti la regista Costanza Quadriglio e Gioia Spaziani, Gaetano Aronica. Sono particolarmente felice di poter concludere questa 47esima edizione di Efebodoro Film Festival nella parte che ospitiamo quest'anno ad Agrigento. La seconda parte di questo festival, concepito come un ponte fra le due città, si svolgerà a Palermo dal 26 al 30 novembre. Bene, qui abbiamo ospitato uno dei 2 concorsi internazionali del festival, quello dedicato tradizionalmente ai film, ai lungometraggi ispirati ad opere letterarie. E concludiamo, dicevo, con particolare soddisfazione questa parte agrigentina del festival con la proiezione in anteprima, dopo la sua uscita alla Festa del Cinema di Roma un mese fa, di un film, Pirandello, il gigante innamorato, per la regia di Costanza Quadriglio. Abbiamo il piacere di avere con noi stasera, oltre alla regista, anche il protagonista maschile, che è Gaetano Aronica, e una delle interpreti, le bravissime interpreti, che è Gioia Spaziani. La forza di questo film è quella di riuscire ad affrontare un tema certamente non nuovo come quello della vita di Pirandello, con un linguaggio cinematografico assolutamente nuovo e diciamo innovativo, e anche coraggiosamente innovativo, perché la scelta di campo è quella della docu-fiction, cioè di un linguaggio misto fra documentario e cinema a soggetto, tipico anche dell'esperienza artistica di una regista della caratura di Costanza Quadriglio, e la scelta è quella di declinare il racconto della vita di Pirandello attraverso l'esperienza delle 8 donne che sono state le sue interlocutrici, non sempre serene, sì, ovviamente, e diciamo le realtà con le quali la sua vita si è sempre confrontata e dalla quale è stata influenzata. Quindi diciamo il buon Gaetano Aronica ha un compito duro di confrontarsi con queste testimonianze, ed è una soluzione narrativa che mette a confronto un tema letterario, un linguaggio cinematografico e anche una scelta di campo teatrale che non può che arricchire la proposta narrativa in questo caso. Quindi buona visione a tutti, e festeggiamo insieme una conclusione importante di Efebodoro Film. Gaetano Aronica, parliamo di questo film, parliamo di Pirandello. Guarda, non si poteva chiudere in modo migliore una manifestazione come l'Efebo, che ritorna anche se parzialmente ad Agrigento, se non con un film che riguardi il nostro nome tutelare, il grande Luigi Pirandello, che poi sia io ad interpretarlo, ai posteri l'ardua sentenza. È chiaro che è stata un'esperienza meravigliosa, con una regista bravissima, visionaria come Costanza Quadriglio, con 8 attrici meravigliose, perché la storia è raccontata da 8 donne, dalle 8 donne di Pirandello. Io mi muovo come un fantasma tra di loro, ma sono soprattutto la voce narrante con le vere parole del grande drammaturgo agrigentino. Dunque chiudere ad Agrigento con un film su Pirandello è una scelta che credo la direzione artistica, nella persona di Alessandro Rais, abbia fatto con grande lungimiranza, e anche premiando in questo modo una città che si appresta a chiudere, è vero, l'anno della cultura, ma ci auguriamo ad aprirne tanti altri, sempre flori di idee, flori di progetti, soprattutto che riguardino i nostri giovani. E Pirandello è l'ospite speciale di tutti quanti, vecchi e giovani. In questi giorni sei impegnato nel girare un film sul Livatino, ecco, visto che parliamo di carriera, c'è anche questa novità. Grazie. Con il grande Placido. Sì, lavorare con Michele Placido è sempre un piacere e un onore. In questo caso si trattava di un cameo,
però un personaggio che fa pensare a molti personaggi realmente esistiti, con alcune scene veramente toccanti del film, per cui a volte non è la quantità che conta ma la qualità e l'impegno profuso. Michele ha detto esplicitamente che aveva bisogno di un interprete di un certo tipo, sebbene il personaggio fosse appunto contenuto in un cameo, e sono lusingato ovviamente della sua scelta.